Feste portoghesi, musica, cultura, costume e società e siamo già. qui in piazza Enrico Berlinguer per partecipare al grande torneo di Nanopoli. Tanta gente in piazza, veramente tanta. Che strano, specie se si considera che su Canale 5 ora c'è il telegiornale. Ma spieghiamo il gioco ai nostri ascoltatori mentre ci sediamo al grande tavolo e ci scegliamo le pedine, Ettore, dai. Benissimo, è come un grande gioco del Monopoli. Ecco il tabellone, c'è un grande percorso in discesa. Scegli la pedina, io prendo la bandana. Ed io il mandolino. Bene, mettiamoci alla partenza. Ecco qua. Ora devo consegnare i soldi ai giocatori. Quanto ci spetta a testa? Moltissimo, e soprattutto non dobbiamo dare motivazione a nessuno sulle origini oscure della nostra ricchezza. Questo è il bello, Wow, sì. lo scopo del gioco? Fare delle cosettine che, se vuoi mantenere il tuo tenore di vita e il tuo lavoro, sei costretto a fare, bene o male. Corrompere giudici, ospitare mafiosi in casa propria a propria insaputa, Falsare i bilanci di società per azioni in barba agli azionisti. pagare delle tangenti al presidente del consiglio che poi morirà latitante. Il tutto senza che l'opinione pubblica se ne accorga, anzi facendo credere a tutti di essere una vittima o un perseguitato da magistrati ideologicamente schierati, come se i magistrati potessero creare indagini su supposizioni senza partire dai fatti, più o meno. Non è facile riuscire nell'impresa, è un gioco difficile Sì, questo, sì, però sì. con un po' di impegno, di fantasia ci si riesce, specie se sei tu che decidi le regole del gioco in prima persona e soprattutto durante la partita. Divertentissimo. Ah, dimenticavo, ci sono anche gli imprevisti e le probabilità, Tore. Tira il dado. 9! Eccolo qua. Pesco una carta degli imprevisti. Ops, la procura ha chiesto il tuo rinvio a giudizio per corruzione in Rai. Ti hanno intercettato mentre cercavi di far lavorare su raccomandazione attricette politicamente protette. Hai sempre detto che la prima cosa per fare carriera è il merito e che le raccomandazioni devono essere eliminate. Ma ti sei sputtanato. No, se la gente lo verrà a sapere farai una pessima figura. Cosa fai? Questo è un bel problema. Trovato! Sono io il giudice di gara! Potrei concentrare l'attenzione del problema sulle intercettazioni. Le intercettazioni sono un'invasione della riservatezza e inserisco una regola che ne limiti l'utilizzo. Tutti i giocatori parleranno della nuova regola e nessuno si accorgerà di quello che stavo facendo prima. Sei furbissimo. E per il rinvio a giudizio? È facile, inserisco una regola nuova secondo cui, siccome la nazione è alla deriva e io sono una persona importante e c'ho da fare, cazzo, non mi possono far perdere del tempo a pensare ai processi. Ecco, tocca a te. 9! Male, hai corrotto un giudice, vai in galera senza passare dal via. Mannaggia, cosa dirà l'opinione pubblica? Che figuraccia! Ma dannazione! Già! Dimentico sempre che sono io che faccio le regole, per di più mentre sto giocando. Nuova regola, questa casella è abolita, in galera non ci vado, inoltre la regola nuova dice che tocca di nuovo a me tirare il E dado. allora tira il dado. 9! Il bello è che così non si perde E mai. il gioco non finisce mai. Almeno fino a quando quelli che perdono tempo ad informarsi continueranno ad essere meno di quelli che preferiscono pensare ad altro. Buon divertimento. E buona legislatura!